Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora, Fioi, continuiamo con Tennis Manager. Siamo agli Australian Open e abbiamo il secondo turno. E siamo contro il Cecchi. Quindi è un derby per me, diciamo, come accademia. Briefing, eccolo qua, Marco Cecchinato, numero 79 del mondo, ha perso one position. Allora, ok, 66% nel cemento, interrotore con fondo campo. Mm, Lob inventivo, sarà un match facile. Ok, speriamo che sia così. Io direi di partire così e vediamo cosa combiniamo. Preoccupato. Ok, ascoltato con attenzione. Portiamoci a casa anche questo secondo turno, raga, che è fondamentale. Ok, molto bene. Lui è anche più stanco di noi, quindi la preparazione c'è. E vinciamo in scioltezza il primo game. Ok. Intanto la tattica, insomma, con colpi a fondo campo e servizio potente. Bravissimo, bravissimo Zverev, dai. Credo importante già breccarlo. Perfetto, già break. Vediamo se possiamo stare così, se possiamo permettercelo di giocare con calma e non stancarci troppo. Ma l'obiettivo ovviamente è portare a casa il primo torneo del Grande Slam con il tedescone. Uh. Buon ace, cerchiamo di chiudere. No, che errore gratuito. Mamma mia. Vale, cazzo. No al contro break, ti prego. Contro break, dice non ci credo. Non ci voglio credere. Pesante questa. Un contro break che non ci voleva. Bellissimo passante, mamma mia. Bel punto qua di Cecchi. Buono, dai. Vai di nuovo break. Partita stranissima. Sì, di nuovo break, dai, però se non sfruttarlo, bella, subito ace. Grande ace, dai, cazzo. Bellissimo, mamma mia, che lungolinea. Ottimo, e si va sul 4-1. Comunque un italiano nella mia accademia voglio prenderlo, quando ho più soldi ce lo pappiamo. Dai, vai, 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 vai. Grande, mamma mia, ragazzi, come sta giocando adesso Zverev. Dobbiamo concedere meno giochi possibili per stancarci il meno possibile nei primi match. No, mamma mia, sotto rete la pippa obesa. Ok, 40 pari. Bellissimo. Vai, punto chiave, attaccalo. Very good, very good.
Primo set per il momento quasi impeccabile, a parte quel contro break. Ottimo. Guarda che bavoso. Perfetto, primo set. Ah no, nostro. Vabbè, gli ori gratuiti sappiamo che sono un po' un problema per noi. Mi congratulo. E proviamo a rimanere così. Vediamo se riusciamo a risparmiare più energie possibili. Ecco. No, mamma mia. Bello mamma mia. Sotto rete siamo veramente scarsi ancora. Se vogliamo vincere qua tutto dobbiamo essere completi. Buono. Mamma mia, è subito break. Stiamo asfaltando il cecchi per il momento. Ottimo, siamo già 2-0, perfetto. Mamma mia Alessandrino. Mamma Alessandrino. Mamma mia che risposte ragazzi. In grossa difficoltà il cecchi. Doppio fallo. Stiamo giocando per il momento un tennis perfetto. Vedete che, mamma me le sta mettendo tutte adesso. Momento di grazia. Altro errore di cecchinato che non ci sta capendo più, sicuro di sé, ansioso cecchinato. Si gode. (5-0). Molto bene. Mamma mia. Devo congratulare che se non c'è nessuna azione, ma ragazzi, sta giocando un tennis sensazionale. 6-0. Ma che cazzo dici che stiamo dominando? Bel punto qua di Cecchi. Buono. Lasciamoli il primo game, dai. Adesso lui proverà ovviamente ed è motivato, ma cercherà un qualcosa almeno, perché non può proprio... Cioè, se le perde così veramente per il tennis italiano è una giornata molto grigia. Ottimo. Un bel ace. E 1-1. Dai, facciamo sto break. Fuori di poco, peccato. Noi stiamo centellinando le forze, ragazzi. Con la nostra tattica principale, per il momento lo stiamo surclassando. Ah, peccato. Brutta risposta. Bello, ma ce la fa. Bravissimo. Possiamo dirgli un cazzo qua. Il Cecchi ha fatto un grande scambio. Bellissimo. Molto bene, adesso proviamo ad alzare il livello.
E cerchiamo di breccarlo. No, ai ai ai. Dai, dai. Presuntuoso siamo. Però intanto, alzando il livello... No, madonna di Dio. Ancora Deus. Sta provando tutto il cecchi per entrare, non dico in partita, ma almeno salvare l'onore. Bellissimo dritto, mamma mia Zverev. 40 pari ancora. Bellissimo rovescio. Ma chiudiamola però. Guarda che ancora così, zio Ken. Bellissimo. Chiudiamola, grazie. Ancora Deus. Ecco. Doppio fallo. Cecchi si salva, maledetto Cecchi. Cecchinato sta tentando il tutto per tutto, eh. Attenzione. Vuole romperci i maroni. Bravo. Okay. Lasciamolo tranquillo che gioca come voglia lui. Un'intensità normale. Vuole riposarsi. Abbiamo perso dei breakpoint importanti però. Fuori. No, l'ha messa, incredibile. Bravissimo, però anche sto game sarà duro da ribaltare. Ok. Attenzione che qua non mi sta piacendo sto game, sto set, dai. Buono. Ok. Cerchiamo di chiudere per piacere. No, ancora così, madonna, era semplice, mamma mia. Ok, cercato sta inventando il match della vita adesso su sto set, vaffanculo. No, che non voglio andare al quarto, madonna. Guarda che risposta di Zverev qua, mamma mia. Buono, ti prego. Breccamelo e andiamo. A cagare. Scusate i francesismi, ragazzi, mi girano i coglioni. Fuori. Troppi breakpoint sprecati, non va bene, non va bene. Niente. La mette sempre. Sto prendendo energie importanti. Ho paura qua che si va al tie cacchi. Tie break maledetto. Fuori anche, bene. Non sbagliarla, ok. Buono. A questo punto teniamo le energie e vediamo se magari giocando con meno rischi. Bello doppio fallo, riusciamo a portarla a casa. Buono, beh adesso abbiamo tre fioi.
Ecco. Niente. Oh là. Dai. Chiudiamo sta partita, andiamo a casa. Buonissimo. No, no, ma Dio Cristo. Buono. E si vince con un ace. Grandissimo, si passa il turno in maniera tranquilla. Emozione, perfetto. Adesso facciamolo riposare. Adesso siamo, ora vediamo Djokovic, Carreno Busta, Rublev, Sinner, Medved, Alissim, forfè addirittura, bella sta roba, Berrettini, bellissima sta cosa. Abbiamo Christian Garin. Moderata forma, 80% di percentuale sulla cemento, giocatore da difesa da fondo campo. Smorzata, ok. Proviamo a tenere il... Proprio bravo da fondo campo. Proviamo uno stile diversificato. Allora, cominciamo così intanto. Vediamo come va la partita. Oddio. Ecco, qua non cominciamo bene, raga. Parte subito con un ace, molto bene. Preoccupato e entusiasta, non mi piace questo inizio. Non possiamo uscire agli ottavi. Ma porca miseria. Vediamo contro sto cileno. Bravissimo, bella questa. Bello. Vai. Buono. Questa sarà per rognosa secondo me. Spero di sbagliarmi, ma... Buono. Bel ace. Buono. Lui è molto forte da fondo campo, quindi proviamo dei colpi diciamo diversi, più colpi, quindi smorzate, un po' di tutto insomma. Vediamo che combiniamo. Per giocare solo da fondo campo, secondo me con questo non è la soluzione giusta. Bravo. No, sti errori però. Qua c'è andata di culo. Mamma mia, una volée così, però neanche i pulcini del tennis. Mamma mia. Buono. Perfetto. Dobbiamo vincere veloci i nostri game. Ottimo, 2-2. Bel ace del cileno. Sempre preoccupati siamo purtroppo. Bravissimo.
Buono, boom. No. Niente. 3-2. È ostico questo, ragazzi, è ostico. Il livello comincia a salire, numero 26 del mondo, anche questo, non proprio l'ultimo rincoglionito. No. Adesso quando finiamo questo torneo cominciamo a vedere bene gli allenamenti e anche qualche magari giovane da prendere, magari da fargli fare un po' di esperienza, da creare una stella, diciamo. Fuori. Anzi, però stiamo attenti perché non mi sta piacendo come sta andando la partita. Ma vada il culo di merda, scusate, veramente francesimi veneziani incredibili, ma veramente sono imbavati. Ok. Ecco, erroraccio di rovescio. Bella gatta da pelare sto cileno. Bello, questo molto bello. Buona, dentro. Stressato, ma perché stressato? Oh, dai, un po' motivato adesso. Buono. Ecco, appunto. No, dai però. Buono, sbaglia anche lui. Buono. Brecchiamolo, cazzo. Niente, non si può breccare, è vietato breccare il porco. Niente. Dai, Alessandrino. Mamma mia. È tosto questo, però. Proviamo ad attaccarlo, Fioi. Ancora sti errori. Impassibile addirittura lui, ragazzi. Vuole fare il fenomeno. Ma non ha capito chi siamo noi. Ok. 40, quindi... Cioè, 2 break. Un attimo solo che mi suona... Scusate ragazzi, era Amazon. Vai. Occasione d'oro proprio adesso, ecco. Dai, 2 break point. Sì. Molto bene. Dai, che il tuo essere impassibile ti costerà caro. Vai, vai. Carichiamolo. Peccato. Ottimo. Ho perso un po' di energie però, Boom. Perfetto. Adesso provo un po' a abbassare, se no
Arriviamo spompati. Ok, adesso vedi anche lui è ansioso. Hai finito di godertela. Ok, sono veramente un attimo a riposarci perché gli ultimi 2-3 game sono stati massacranti. No, brutto errore, peccato. Ok. Dai che ansioso, sfruttiamo sta cosa, noi siamo preoccupati, non capisco il perché. Dai, comincia bene il cileno. Buono. Ok. Dai, comunque la tattica sta funzionando, dai. Si è diversificato. Contro di lui ci sta. No. Bello, troppo campo abbiamo lasciato. Il cileno non molla, ovviamente. Out. Buono. Noi dobbiamo vincere velocemente i nostri game, così da non perdere troppe energie e demotivare il nostro avversario. No, ecco, sti errori così però, dai. Se vogliamo vincere un torneo del Grande Slam non possiamo farli. Bella chiusura, buon. Mamma mia. Devo giocare al massimo, appena mollo un attimo per riposarmi, perché quando calo l'intensità non ne sbaglia una lui. Ottimista, è ottimista addirittura il cileno. Sembra ben motivato, eh. Buono. Molto bene. Ah, fuori di poco. Perfetto. Adesso motiviamolo. Bravissimo, bellissima, smorzatona fantastica. Optimus. Quattro a 3. Breccato in maniera oscena, cazzo. Doppio fallo inaspettato qua del cileno. Cerchiamo di non fare errori. Importantissimo vincere questo game. No. Sta andando tutto il cileno, si vede. Dai. Non sbagliare. No, mamma mia. Quanti errori. Bravissimo.
E ancora errore gratuito. Chi cani di... Madonna, allora alleno solo sotto rete. Boom. Bellissimo. 5-3. Out. Perfetto. Dai, che è in difficoltà. Mamma mia, che bello questo. Dai, 2 set point. E si gode, e si gode. Secondo set mostruoso. Ok, sta ancora stressato, ma lui adesso è preoccupato addirittura, era impassibile. Anche non abbiamo regalato nessun set a nessuno. Dobbiamo continuare così. Mamma mia che bavoso. Bravo, questo era pesante anche, molto bravo. Oh, Sottoletto sta facendo buone cose, adesso. Perfetto, vinciamo già il primo game. Ancora. Sarebbe bello già breccarlo. Ottimo. Perfetto, non c'era. Congratuliamoci. Peccato, sentite i tifosi. Boom. Ottimo smash. Siamo stanchi anche noi però, eh. Bello questo. Mamma mia, cosa ha salvato. Buono. Buono, ok. 3-0, pulito pulito. Dai, 3-1. Sono abbastanza tranquillo, sinceramente. Ci vorrebbe proprio un tracollo. Ecco. Bello. Ecco. Aumentiamo l'intensità del servizio. Non è sempre Natale. Quattro a 1. Mamma mia, c'è veramente di lusso qua, eh. Siamo stanchetti però, parecchio anche.
Questo un po' mi preoccupa per le prossime partite anche. Bello, dai. Dai che andiamo a chiudere alla grande. Affanculo. Spingiamo e chiudiamo subito sto match. No, Zverev, non mi fallire adesso. Devo provare a rimanere in partita, giustamente. Non ci credo. Ace, meno male, ma attenzione. Bravo, mamma mia. Salvato 2 palle break. Ok. Match point. Non ci credo. Errore inaccettabile. Inaccettabile. In un inglese perfetto. Ok. E voliamo ai quarti. Ok. Sì. Proprio bravo. Vinta bene. Adesso abbiamo Stan Wawrinka. Questa l'è dura, raga. L'è dura. Raga, ci becchiamo per il... Ok, in piena forma raggiante, forma moderata. Maria Bartila. La gnocca. Raga, sotto il comandone veneziano ci siamo, perché ci siamo. Adesso siamo contro appunto Wawrinka, non sarà semplice. Però abbiamo buone possibilità di portarla a casa, sinceramente. Nel senso, vediamo un attimo. Djokovic, Sinner, bravo Sinner, Medvedev, Fritz, Kachanov, Thiem, Nadal, eccoci qua, contro Stan Wawrinka, numero 349, quindi questo deve riprendersi. Ok. Però insomma questo ragazzi è comunque un giocatore che nel suo palmarès ha vinto tanta roba, ha vinto un Australian Open, ha vinto un Roland Garros e un USA Open. Quindi raga, sarà comunque un match importante, è indietro in classifica ma è forte. Raga, un saluto dal comandante veneziano, comunque ci siamo, stiamo giocando bene, sono contento. Ciao!